Una delle colonne portanti della nostra regione è sicuramente l'artigianato e il mondo degli artigiani stanno reagendo alla crisi della pandemia dando anche fiducia al governo nazionale e regionale. Un dato strabiliante, anche se di poco, lo commenteremo tra poco, perché era da tantissimi anni che gli artigiani non avevano fiducia. Ci sono però delle difficoltà. Materie prime, piuttosto che la questione della manodopera, non si riescono a trovare dei giovani artigiani. Di questo parleremo oggi a Screenshot. Elsa Bigai, direttore Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere venuta a trovarci. Grazie a voi e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Artigianato allora colonna portante di questa regione, i dati ce lo dicono ancora di più. Sì, certamente l'artigianato è una colonna portante del nostro paese e anche della regione Friuli Venezia Giulia. Poi la parola artigianato racchiude veramente una gamma amplissima, no? di categorie, di settori che vanno dalla parte dei servizi al benessere, all'edilizia, passando per i trasporti, arrivando magari all'artigianato d'arte. Ieri avevo un ospite, uno degli albergatori, non c'entra con l'artigianato, però mi ha dato un messaggio bellissimo, oltretutto l'ha fatto vedere su Skype, e ha detto: noi friulani abbiamo questo, le mani, che sono la nostra creatività alla fine, no? Certo, le mani sono il saper fare, la traduzione di, credo, ingegno, intelletto, cuore, anima, no? Però si traduce anche col fare, quindi proprio il mondo degli artigiani, come di tante altre categorie della piccola imprenditoria, rappresenta anche questo. Poi non ho detto solo mani, c'è anche la creatività, anche col saper fare del digitale, perché si è evoluto anche da questo punto di vista, no? Assolutamente, infatti tra le categorie, ha detto benissimo, perché tra le nuove categorie, diciamo nuove, non nuovissime perché ormai è già da qualche tempo, c'è anche questo segmento che ormai fa parte della nostra quotidianità. Anzi, credo che ampliando un attimo il ragionamento, al di là di chi intraprende in questo settore, davvero i giorni attuali e il Covid ce l'ha fatto toccare con mano, siamo davanti a una grande sfida, quella anche nella quotidianità come cittadini, come imprenditori piccoli o grandi, meno giovani e giovani, nel vedere le accezioni positive della digitalizzazione per farci uscire da certi ritardi strutturali che abbiamo nel Paese e anche nella Regione. Prima di parlare di altri aspetti positivi, volevo parlare di qualche aspetto negativo, se me lo consente. La prima è la mancanza della manodopera, l'ho accennato prima, perché lei ha detto c'è un'evoluzione negli artigiani, c'è l'artigiano digitale. Forse non è completamente compreso dai giovani di oggi che si può avere un tipo di evoluzione e non è andare a fare il falegname adesso è come fare il falegname 30 anni fa, 40 anni fa. Per cui uno dice, non intraprendo quel tipo di carriera, chissà cosa mi rende. Io credo, è vero che non capiscono le opportunità? Io dopo magari, non è che voglio parlare di me, magari qualche battuta dopo uscirà, sto avvicinandomi a questo mondo in maniera più concreta e con maggior conoscenza da poco, ma voglio prendere proprio l'esempio che lei ha detto del falegname. Forse si ritroverà questa famiglia. Ho visitato un mese fa un'azienda di falegnami, i nostri associati, ma dire parola falegname è davvero riduttivo, perché queste persone fanno dei restauri, hanno affinato delle tecnologie per difenderci dai tarli, dal mobile piuttosto che dalle travature, fanno delle riparazioni su misura, riproducono mobili antichi, e la loro difficoltà, al di là dell'azienda di successo che hanno, è quella di essere consapevoli che è difficile tramandare i saperi, le capacità, anche se ci sono delle scuole specifiche. Io credo che davvero, e vale per tutti tantissimi mestieri, per fare l'imprenditore soprattutto, un po' è complice la fatica del nostro paese che rende l'imprenditore più simile a un eroe che a un lavoratore autonomo, però credo, e ogni giorno che ne incontro alcuni, fare l'imprenditore dà delle soddisfazioni economiche, evidentemente. Imprenditore vuol dire mettersi in proprio e sfidare se stessi, anche. Magari la gente non riesce magari a capirlo in pieno. Ci sono delle fatiche, e io credo,
e in questo ci sono molti giovani che lo stanno dimostrando, che non significa non dare valore allo studio e alla conoscenza, è sempre un patrimonio inestimabile, ma fare alcune professioni, magari anche per periodi, se vogliamo essere, quando i giovani sono in crescita, in formazione, piuttosto che farne invece una scelta di vita, può essere veramente un qualche cosa che non è riduttivo. Ecco, io credo che a volte dobbiamo tutti insieme, anche con il servizio dei media, eccetera, far ragionare su questo, perché non può essere che abbiamo tanta disoccupazione e tanta impossibilità a trovare manodopera che, come dire, anche di alto livello, quindi ben remunerata. Lei mi diceva nonostante le scuole, nonostante abbiamo le scuole, allora cos'è il problema? Il problema potrebbe essere anche le scuole stesse che non indirizzano questi giovani adesso spezzo entro in una polemica che magari non esiste, ma magari le scuole non riescono a indirizzare direttamente nel lavoro queste giovani professioni. Tocchiamo un tema, no, che nasce prima l'uovo o la gallina. Credo che in tanti ambiti, no, c'è questo tema anche a livello di università piuttosto che di scuole tecniche, eccetera, della essere vicini tra esigenze delle imprese e quello che è in grado di dare la scuola. E quindi c'è questo tema, credo però che siccome i grandi temi magari finiscono con essere solo questioni che generano dibattito, magari come associazione Confartigianato lo fa già da tempo, ma credo che continuerà e dovrà farlo più intensamente, rafforzare anche il rapporto con le scuole tecniche. Forse io sto ragionando addirittura a tornare un po' più indietro, andare alle medie, no? Perché uno comincia anche a avere delle scelte, perché si parla tanto degli istituti binari tecnici superiori, quelle sono un'eccellenza, però se torniamo indietro effettivamente perché già magari dalle il medie momento della scelta è ancora un po' prima, no? Quindi certamente credo ci sia un lavoro da fare e bisogna che lo facciamo, perché altrimenti siamo destinati a un declino che, unito a quello della demografia in senso generale, porterà sempre a maggiori difficoltà. E poi per fortuna, no? Qui non voglio fare ragionamenti strani, dico per fortuna che abbiamo degli stranieri che un po' in tutte le categorie diventano elementi fondanti nelle nostre imprese. Addirittura una caratteristica forse non è emersa in questa ultima indagine che abbiamo fatto, ormai noi abbiamo visto che Confartigianato ha un buon 20% di imprese che sono di titolari stranieri, quindi diventano imprenditori. Addirittura sopra, diciamo, la media degli stranieri presenti in regione. Ecco, probabilmente questo dato, ecco sì, quindi sicuramente è un fenomeno, ripeto, quindi c'è un'integrazione dal punto di vista delle professioni, però comunque c'è carenza. Sono anche più audaci da un certo punto di vista? Probabilmente vengono, insomma, lo sappiamo, no? Magari da aree difficili dove c'è la voglia, no, di riscatto e quant'altro, magari per quello dicevo che credo nel nostro paese ci sia anche un tema culturale, no, da affrontare, quindi bisogna farlo tutti insieme, dalle famiglie, le istituzioni, eccetera, ripeto, dando grande valore nuovamente alla voglia di essere imprenditori, perché l'imprenditoria, non lo dico io, piccola, specialmente media, è stata ed è l'ossatura del nostro paese. Certamente occorre, e poi magari facciamo anche dei ragionamenti che ci porteranno ad altre questioni, occorre sgravare l'impresa nel nostro paese da dei balzelli che rendono quasi impossibile. Questi? Entriamo subito nell'argomento, allora, senza cercare, ecco, senza svuotiamo il sacco giri. cercando di capire senza tanti giri di parole. Quali sono questi balzelli? Allora, la parte delle imposte non la declino perché è uno dei temi che comunque va affrontato, no? Ma credo la burocrazia, anche i 1000 balzelli che esistono per fare qualsiasi cosa, anche quelle che sembrano non così complicate. Ad esempio, abbiamo visto che c'è anche in questi nostri dati un salto molto positivo della parte delle costruzioni, no? Che ha però dei freni. Certamente i freni sono la mancanza anche di manodopera, questa bolla, anzi questo aumentare spasmodico dei costi delle materie prime, però un altro dei temi che sta anche rendendo complicata il successo pieno di questi bonus che ha dato a vario titolo, no, il nostro Stato,
è il fatto anche della quantità di problematiche amministrative e burocratiche che ci sono, insomma, no? Quindi questo credo sia ancora uno dei grandi temi, uniti al bisogno di riforme strutturali, ma su questo magari questo governo sta cominciando a tentare di agire, no? Giustizia e quant'altro, che sembrano temi non diretti sulla vita delle imprese, ma in realtà impattano anche magari per richiamare investimenti o lei ha altro. parlato questo governo ha dato un cambio di passo secondo lei? Questo governo cosa deve fare adesso per essere più vicino al settore dell'artigianato? Allora, Oggi proprio è ecco. arrivata la prima tranche di soldi dal Recovery Fund, no? Ecco. Allora, proprio una cosa che lei ha già richiamato in apertura, anche da questa indagine diciamo congiunturale di Confartigianato Udine, abbiamo visto che dopo tanti anni gli imprenditori soprattutto danno fiducia al Paese, quindi e questo è praticamente il termometro, senza che lei lo dica come Elsa Bigai, insomma, cioè certo. nel senso non lo deve dire lei, sono gli imprenditori che lo dicono. Esattamente, questo lo dicono. Evidentemente non è che hanno fatto un miracolo, però è proprio un percepito, però la fiducia sappiamo è l'elemento base per poi costruire altre cose. Evidentemente adesso occorre che questa fiducia si traduca in azioni che sono strutturali, no? Che ci aiutino a uscire dai ritardi e dalle problematiche ormai sclerotizzate di questo Paese. E in effetti il Recovery Fund ha, no, come obiettivo, se vogliamo parlarlo in maniera sintetica, quello di farci uscire non solo dalla crisi post-pandemica, ma dai ritardi strutturali, quindi i ritardi dei territori, i ritardi magari anche dei generi, la mancanza di infrastrutture adeguate e quindi davvero adesso questi soldi che arrivano bisogna che vengano spesi, non è uno slogan, vengano spesi, punto, esclamativo direi, e spesi bene. E per farlo però credo che tutti coloro che hanno un ruolo, istituzioni centrali e regionali, ma anche parti associative e rappresentanza devono giocare un loro ruolo e quindi in questo devo dire veramente Confartigianato Udine e a livello regionale ha delle idee per realizzare delle attività cantierabili perché qui c'è bisogno di spendere. Non vorrei farla entrare magari in discussione, ieri ho avuto ospite in una trasmissione, ieri sera con MFVG, il vicepresidente del cluster Legno Arredo e Casa, il quale come ultimo sogno o richiesta che ha fatto al governo, a una mia precisa domanda, ha detto più che bonus ci servirebbero contributi diretti alle aziende. Ognuno ovviamente ha la sua opinione, no? Sì, diciamo però che in realtà... c'è tanti bonus, ma alla fine devono essere centrati sulle aziende. Sì, diciamo credo che al di là di come vengano realizzati, sì, lo sappiamo, no? Che il tema vero è quello di riuscire ad aiutare le imprese, perché attraverso le imprese riparte il lavoro, eccetera, però c'è vero anche sempre che c'è il tema dei consumi, no? Che se aumentano i consumi inizia tutta una serie di altre attività. Allora credo che davvero la semplificazione in questo caso il problema rischia... sono i bonus complicati, ecco. Se per un bonus servono 52 passaggi, uno dice... o anche delle cose date a pioggia che in realtà abbiamo visto che comunque da tarare meglio la parte dei bonus legati all'edilizia che poi sappiamo fa da traino a tutta una serie di altre attività collegate, impiantistiche e non solo, davvero sta dando degli effetti nonostante questo carico assurdo, no, di burocrazia e di difficoltà. Anche perché forse non lo dico io come Davide Vicedomini, ma se non si dà una strutturalità a questi bonus si rischia magari una bolla poi, no? Assolutamente. Assolutamente, perché c'è appunto questa idea di precarietà, qualcuno anche rinuncia o piuttosto ci sono anche dei fenomeni magari in altre aree del paese, oggi proprio ne discutevo con delle persone, ci sono evidentemente anche poi tentativi di fare le solite cose poco pulite, che non è cosa magari dei nostri territori. Tuttavia credo davvero che per esempio una grande sfida in questo che credo che come imprese forse non viene ancora percepita, io credo sia quella anche degli investimenti sulla connettività, perché il nostro paese lo sappiamo è in ritardo e oggi fare impresa anche in territori svantaggiati della montagna o di altre aree vuol dire anche poter comunicare in tempo reale col mondo, ma devono funzionare gli strumenti. Certo. E poi anche la pubblica amministrazione in questo anno di Covid credo abbia fatto delle accelerazioni
impensabili prima. Allora credo dobbiamo vedere non solo la fatica di avere lo speed, di avere la firma digitale, ma quello che ci sta dietro, quello che credo da decenni tutto il mondo che rappresenta le imprese e le imprese stesse hanno chiesto, cioè semplificazione, buttare via le cose da fare 3-4 volte, no? E questa può essere una possibilità secondo me. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochi minuti, sempre con Screenshot. Ripartiamo con la seconda parte di Screenshot. Il mondo dell'artigianato oggi è protagonista, lo avrete letto, lo avrete visto anche nel nostro telegiornale, una serie di dati che hanno commentato nella giornata di ieri la crescita dell'artigianato, soprattutto in alcuni settori come quello della costruzione, ma poi anche la ripresa della fiducia che fa ben sperare. Vicino a me Elsa Bigai, direttore Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia. Un altro dato, Bigai, che è venuto fuori è la difficoltà della conciliazione tra lavoro e famiglia. Sì. In che cosa consiste? Appunto è stata fatta un po' una richiesta, no, agli artigiani intervistati per capire quali siano state le difficoltà di questo periodo o dal loro punto di vista, perché evidentemente questa analisi vuole essere una fotografia della situazione, ma anche capire per noi quali sono le problematiche delle imprese che rappresentiamo per poter cercare di aiutarle. E onestamente mi ha anche colpito perché, diciamo, al terzo posto ex aequo è uscito questo tema che appare molto delle persone, no? E credo che testimoni che cosa? Che tipo di azienda è l'azienda artigiana, quindi ce ne sono alcune strutturate, ma di base hanno ancora molto la vicinanza con il rapporto con la famiglia e quindi ancora il valore vero, no? Anche di questo tipo di imprese che mettono insieme attività economica ma anche, se vogliamo, sociale. Azienda familiare alla fine, siamo poi il tessuto del Friuli Venezia Giulia, sì, no? sì. È vero che si sono strutturate anche di fronte a una crisi, ma l'azienda rimane la famiglia alla fine. Assolutamente, quindi anche poter, perché c'è il tema della non autosufficienza, c'è il tema dei figli che è stato sicuramente anche aggravato, no, da questa vicenda del Covid. E su questo credo che in realtà poi ci sia bisogno e devo dire la verità che ci sono un paio di progetti, magari avremo modo di parlarne quando saranno proprio veramente concretizzati, però sono già in uno stato avanzato dove stiamo ragionando come associazione per creare appunto dei progetti pilota insieme con anche istituzioni e quant'altro per mettere insieme che cosa? Anche questi temi della conciliazione dei tempi o dell'accoglienza anche di persone magari che hanno delle problematiche con anche la possibilità di condividere, no? Per esempio momenti parlavamo prima delle difficoltà della trasmissione del sapere, quindi anche artigiani che hanno una certa età, farli sentire ancora veramente vivi e utili anche nel trasmettere alcune esperienze. Ecco, credo che non è che risolveremo tutto, però anche questo e quindi magari recuperare anche degli spazi che oggi sono come dire abbastanza deteriorati magari all'interno delle nostre città ci possa aiutare a cogliere questo obiettivo. Cos'è stata la pandemia per gli artigiani? Lei ha già detto che ha avuto modo di visitare qualche azienda, no? Sì. Cioè, che cosa ha colto da queste visite o parlando insieme agli artigiani? Allora, a parte noi abbiamo voluto dare prima delle note positive perché credo sia importante anche questo, però non vorrei dimenticare in effetti ecco, che ci sono state delle categorie degli artigiani come anche di altri imprenditori che sono state veramente pesantemente colpite. Parrucchiere e setista nella prima ondata i servizi hanno in avuto senso chiuso da un giorno generale, all'altro e non sapevano neanche quando poter riaprire. Esatto, alle persone in particolare, ma tutta la categoria dei servizi è quella che ha sofferto più delle altre e ancora, come dire, se andiamo a analizzare proprio la fiducia evidentemente no, ha dei valori un po' più bassi rispetto alle altre. Credo che come tutte le categorie, come tutte noi persone, ci sia stata appunto un colpo che non ci attendevamo, tuttavia che cosa c'è da dire? Che in effetti alcuni artigiani sono già proiettati solo no, a cercare addirittura di investire, perché ecco un altro dato che magari non abbiamo ricordato
che potremmo anche vedere delle cose, effetti positivi nei prossimi mesi, perché sembra che alcuni, proprio in base agli investimenti che hanno fatto, si preparino a poter avere, no, degli spazi ulteriori. Altri quindi in realtà... della serie non può andare peggio di così. Quindi sì, il fondo l'abbiamo toccato. Il fondo l'abbiamo toccato e probabilmente adesso, anche per via del fatto che arrivano soldi, come abbiamo detto prima, che devono tramutarsi in investimenti, probabilmente c'è un'area di fiducia anche da quel punto di vista e quindi la voglia di investire. Ecco. Sì, alcuni sì, credono, magari mettendo fondo diciamo, ad alcune economie che avevano creato nel tempo, credono nella loro impresa e questo credo è tipico di chi fa queste scelte. Devo dire che ci sono poi, per quello che ho potuto anche capire e leggere, una fetta di attività di impresa artigianale che sono poi una sorta di punto di domanda. Noi sappiamo che anche uno dei grandi temi, per esempio, è quello della transizione ecologica e che ci vede tutti coinvolti, no? Certo. Anche perché vediamo il cambiamento climatico. Lo avvertiamo. Lo avvertiamo, oltre che vediamo a volte anche i danni, no, che sta producendo anche nella nostra regione. Ci si sposta e si investe in nuovi settori, ecco, questa è la volontà. Qualcuno si sta interrogando, secondo me, appunto, passo in mente la questione, ad esempio, dei trasporti. Non sarà di domani mattina, ma è chiaro il segnale, no, che abbiamo rispetto agli idrocarburi e quant'altro. Quindi lì c'è davvero la richiesta anche di pensare a dei percorsi di sostegno, di cambiamento e di accompagnamento. Bisogna saper cogliere, ecco, diciamo, le novità. Novità e anche trasformare le criticità in come dire, opportunità. Non è sempre così facile, crisi vuol dire però mi dicevano in questi giorni delle persone che sono degli artigiani che mi hanno detto che per esempio gli artigiani sono già green di natura o sono già in questa onda perché hanno fatto del riciclo o della riparazione una forma, no, per certe categorie hanno fatto il loro mestiere, esatto. Ecco, rispetto a magari un mondo, una società che aveva insegnato che tutto deve essere usato e gettato velocemente, no? Ecco, lei oltretutto viene dal mondo green, no? Quello degli agricoltori. Che mondo ha lasciato e che mondo invece adesso ha trovato con gli artigiani? Somiglianze, differenze? Beh, voglio dire, ci sono evidentemente delle differenze anche importanti, tra l'altro insomma il mondo agricolo è stata una parte importantissima della mia vita e ci ho fatto anni e anni, quindi posso dire di conoscerlo abbastanza bene. Quello artigianale mi sto appena approcciando, però devo dire che quello che noto di più sono le somiglianze, almeno rispetto ai valori di riferimento, che sono la cosa che poi mi ha sempre affascinato e appassionato. Se vuole vedere qualche immagine, ecco, che magari le manca adesso. Ma insomma, io sono, come dire, un grande amore non si scorda mai, no? Però anche questo spero lo diventi. Dietro al macchinario c'è però sicuramente sempre un artigiano che costruisce una parte. Ci sono artigiani, c'è tutta una, ripeto, e poi, ripeto, per esempio lì si vedono delle persone che fanno attrebbiatura. Di solito i contoterzisti nascono agricoltori, però per il tipo di attività poi finiscono con l'essere inquadrati, no, nella categoria degli artigiani, poi ci sono delle cose che si rompono, sono mondi molto vicini, ripeto, rispetto a tanti valori fondativi e anche a problematiche, devo dire la verità. Non le manca un po', insomma, quel mondo lì, ma lei mi vuole far dire che mi manca, è una scelta, ripeto, io... queste sono somiglianze e differenze, ma adesso le ho chieste, insomma. No, ma voglio dire, ripeto, l'ho detto, un grande amore mai si scorderà e quindi fa parte di me, però spero di poter portare questa esperienza che ho accumulato anche a favore di questo mondo e arricchirmi di cose che non conoscevo e non sapevo, perché ripeto... Le sta trovando, immagino, da come me l'ha raccontato con molta passione. Sì, molto, credo che poi ci sia tanto lavoro. Ecco, una differenza la devo dire, credevo che l'agricoltura fosse diversificazione, no? Perché lo è, dai luoghi agli indirizzi culturali eccetera. Ho capito che il mondo artigianale è veramente una tavolozza, no? Di colori, di sfumature, di problematiche, ma anche di opportunità, che credo una vita intera forse non basta per capirle e conoscerle tutte. Grazie Abigail per essere venuta in trasmissione da noi. Grazie a voi per avermi invitato. La raccoglieremo nel momento in cui ci saranno, non mi sono perso una parola di quel che hai detto, quando ci saranno nuovi progetti, insomma. Certamente sarà un piacere. Bene, io vi saluto, vi auguro buona serata e ci vediamo prossima settimana sempre con Screenshot. Arrivederci.